Buonasera a tutte e a tutti. Io sono Orazio Maria Valastro, presidente dell'ODV Le Stelle in Tasca, ente del terzo settore. Sono felice di presentare a chi ci sta seguendo in diretta streaming sul nostro canale YouTube il saggio finale del secondo atelier di lettura espressiva emozionale realizzato dalla nostra organizzazione di volontariato nell'ambito del progetto Catania Città da Leggere, con il contributo del CEPEL, Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha premiato il Comune di Catania con la qualifica Città che legge. In sintonia con i valori promossi e riconosciuti dal CEPEL e dal Comune di Catania, in qualità di ente promotore del progetto, insieme a differenti realtà associative e culturali che ne fanno parte, vale a dire considerare la lettura come valore fondamentale per il benessere sociale e la crescita culturale della comunità, abbiamo coniugato la nostra attività di formazione e accompagnamento alla scrittura autobiografica, le opere autobiografiche che negli anni sono state scritte e donate al nostro archivio, l'AMIS, l'Archivio della Memoria e dell'Immaginario Siciliano, con la lettura di estratti significativi di queste stesse opere che ci parlano della città di Catania. Catania, città da leggere, la denominazione del progetto. Per noi è un'opportunità rilevante per valorizzare le memorie che ci parlano della nostra città, per raccontare una città attraverso una lettura espressiva e emozionale. Una lettura che solleciti un ascolto sensibile per esplorare questi testi come una via effettiva alla voce del cuore e dell'umanità di una città. Desidero esprimere la mia gratitudine a Maria Crivelli per il suo sostegno come tutor di questo atelier e responsabile del nostro archivio, ai volontari autobiografi dell'ODV Le Stelle in Tasca e alla Biblioteca Vincenzo Bellini di Catania, che ha ospitato e continua ad accogliere le nostre attività di scrittura e lettura. Desidero inoltre esprimere la mia riconoscenza a Mino Profico, docente dell'atelier, e ai partecipanti che ascolterete leggere i testi selezionati e da loro adottati per il saggio finale. I testi che ascolterete ci raccontano il vissuto di donne e uomini, ci stimolano a riimmaginare, a guardare da una prospettiva diversa le loro e le nostre storie di vita e il mondo. Sono delle scritture in cerca della propria libertà al ritmo del proprio respiro, del respiro della vita creativa di chi legge e del nostro ascolto sensibile. La guida di Mino Profico e l'impegno delle lettrici e dei lettori che ascolterete ci ha permesso di incamminarci nel corso di svariati incontri verso la condivisione di un'esperienza espressiva ed emotiva che desidera traghettare stati dell'animo umano in coloro i quali faranno l'esperienza dell'ascolto attraverso le parole e la voce dei nostri lettori. Ecco perché sono particolarmente grato a tutte e a tutti per leggere la città di Catania attraverso le sue memorie. Le memorie del nostro archivio, memorie vive e pulsanti, per accoglierle e riceverle insieme a chi ci ascolta, per restare insieme in ascolto del cuore e dell'umanità di una città. Un applauso di cuore a tutte le lettrici e lettori che state per ascoltare. Grazie.